Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, in questa breve lezione andiamo a capire quando il pedone passato è un pericolo e quando non lo è. Siamo in questa partita giocata nel 2001 fra due grandi maestri. A questo punto la partita è andata in questo modo: mossa che aspettava il nero, che gioca pedone per F3 e si è creato a tutti gli effetti un pedone passato, ossia un pedone che sulla sua colonna ma anche sulle colonne adiacenti non trova pedoni avversari pronti ad ostacolarlo. Quindi il pedone passato è un pedone che noi normalmente sappiamo che diamo un valore di un punto a un pedone, però man mano che questo pedone si avvicina verso la promozione e questo pedone in più è passato, in realtà il suo valore è molto superiore. Mossa al bianco che gioca a torre G1, ora questa donna è inchiodata, quindi sicuramente il nero ha perso la regina, ma questo faceva parte dei piani del nero, perché dopo regina che si sacrifica sulla torre, cavallo per, ora questo cavallo attacca questo pedone, ma la magia del cavallo è veramente incredibile. Pedone F2, eccolo la forza del pedone passato. Ora il pedone può andare a promozione sia sulla casa F1 che sulla casa G1. Il bianco cerca di temporeggiare con qualche scacco, ma in realtà non c'è via di fuga. Ora, prima o poi, se per esempio il bianco prova ad avvicinarsi verso il pedone per impedirgli la promozione, semplicemente questo pedone promuove in questo modo. E se si toglie il cavallo in qualsiasi casa, nulla vieta appunto la promozione del pedone. Quindi un pedone passato lo devi vedere già come una potenziale regina. Ma andiamo a vedere quando, in quale caso, il pedone passato non è poi così pericoloso. Siamo in questa partita, al bianco abbiamo Karpov, col nero abbiamo Kasparov, tra i due migliori giocatori di scacchi ai tempi, e andiamo a vedere la situazione. Il nero ha un bellissimo pedone passato perché è libero per andare a promozioni e sulle colonne adiacenti non ci sono pedoni del bianco, quindi è libero, la strada libera. E ti faccio vedere come in questa partita, a differenza di quella di prima, il bianco se ne frega di questo pedone in fuga perché sa che non sarà un problema. A 3, il pedone si avvicina sempre di più alla promozione. Cavallo F2, il bianco se ne frega. Pedone a 2 e ora forse è il caso di dare un'occhiata a quel pedone? Non ancora. Il pedone ovviamente non può andare a promozione perché la casa 1 è tenuta 2 volte da queste torri. Torre in A3, finalmente torre in A1 perché l'idea era quello di raddoppiare le torri, cattura, il nero cerca il controgioco sull'altra colonna portando le altre torri, alfiere F4 per tenere tutti i vari punti di entrata, torre P8 e ora ti faccio vedere come nel giro di qualche mossa con un po' di tecnica il bianco inizia a chiedere un cambio delle torri, queste due torri si stanno guardando e ora attacco 2 attacchi su questo pedone, il nero difende questo pedone e dopo cavallo in C1 ci sono 3 attacchi su questo pedone e non ci sono alcun modo per il nero per aumentare i difensori su quel pedone. In pratica quel pedone alla prossima mossa cadrà e qui Kasparov abbandonò perché una volta che è caduto quel pedone poi cadrà pian piano tutta la posizione. Hai visto? Torniamo indietro da dove abbiamo analizzato. Questo era un pedone passato, però era un pedone così isolato, così difficile da essere sostenuto dai suoi pezzi, che alla fine, dopo una serie di combinazioni, il nero si è ritrovato a perderlo. Quindi il pedone passato può essere sia un punto di forza, ma se viene spinto troppo in avanti ed è da solo ed è difficile da difendere, può rivelarsi anche una debolezza. Se vuoi imparare tutto e diventare esperto dei pedoni, dei finali di pedone, allora ti consiglio di venire nella nostra accademia. Abbiamo il corso Pedone Killer, un corso di svariate ore dove prendiamo in esame i casi più comuni che ti possono capitare nelle tue partite e che devi assolutamente conoscere se vuoi migliorare il tuo livello di gioco. Ti aspetto, alla prossima!